Oggi ho pochi compiti. Visto che ho tempo, quasi quasi faccio una pizza. Dai che vengo a aiutarti, così imparo a farla. Mi piacerebbe diventare cuoca e imparare a cucinare molto bene. A me piacerebbe lavorare in una sala al ristorante, magari di un grande albergo, tipo come Parigi o Londra. Fantasia, vero? Perché fantasie? Un mio amico va in una scuola dove impara questo lavoro. E dov'è? A Piazzale sul Brenta, all'ENAIP. Ti va di andare a vederla? Perché si può? Sì. Manda un messaggio al mio amico Andrea, che andiamo. Dai, fatta. Guarda che bei disegni. Questa dovrebbe essere l'entrata. Andiamo. Buongiorno, siamo venuti a vedere la scuola, possiamo? Dove si trova l'area di ristorazione? Grazie, arrivederci. Ciao Sadio. Ciao Andrea, lei è la mia amica Gaia. Siamo venuti a vedere cosa state facendo. Possiamo? Certo, vi accompagno in sala di ristorante e in cucina, così vi facciamo vedere come lavoriamo. Figo, è proprio come un ristorante. Certo, nei ristoranti ci andiamo veramente quando facciamo lo stage. Davvero? Certo. Te l'avevo detto che è super. Ora vi accompagno in cucina. Ecco, questa è la cucina. Ora vi leggo il menù di oggi. Menù del giorno: raviolo, brisè e carciofi con fonduta di formaggio d'Asiago, agnolotti di valeggio con pistacchi e verdure, cosciotto glassato al forno con patate duchesse, ricotta con frutti di bosco e cipolla rossa di Tropea, meringhe all'ananas. Wow, è bellissimo. Un sacco, verrò di sicuro con i miei. Va bene, ciao! Ciao.